Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. A Siracusa, aperta al Castello Magnace la seconda giornata dei lavori del G7 con tutti i ministri dei Paesi membri. Intanto a Ortigia manifestano gli agricoltori contro la crisi. La siccità in Sicilia fa crollare di 1/3 la produzione dell'olio. L'assessore regionale Barbagallo dice in arrivo 100 milioni per progetti dell'imprenditoria in agricoltura. Catania, in prognosi riservata a una giovane per ustioni sul 20% del corpo. Una rivale le ha dato fuoco in strada al culmine di una lite. Nel Ragusano è grave per le ustioni subite un operaio che cercava di separare un pregiudicato dal titolare di una ditta di ortofrutta. Enna e Caltanissetta al collasso per la mancanza d'acqua, cittadini esasperati, armati di bidoni, a secco bar, ristoranti e lavanderie. L'ex sindaco nisseno Gambino attacca il ministro Musumeci, dice sulla crisi idrica, dice falsità. Missione in Zambia per medici del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Una trentina gli interventi previsti per salvare piccoli pazienti. Calcio, sonora sconfitta del Palermo a Napoli, 5-0 per gli azzurri e rosanero fuori dalla Coppa Italia. Serie C, il Catania in cerca di riscatto, prepara la sfida contro il Monopoli, adesso capolista del torneo. Ancora ben trovati, apriamo il nostro telegiornale andando direttamente a Siracusa, dove al Castello Magnace sono riuniti i ministri del G7 Agricoltura per l'inizio ufficiale della giornata di lavori. Tra i programmi di oggi un dialogo tra i ministri, gli studenti e il dibattito su resilienza, redditività, equità e sostenibilità dei sistemi alimentari. Ma per l'approfondimento ci colleghiamo subito con la nostra inviata che già vediamo a Siracusa. Lorena Dolci, a te. Eccomi Roberta, siamo qui a Ortigia davanti al Castello Magnace, dove sono in corso, come dicevi tu, la ministeriale, cioè gli incontri con tutti i rappresentanti del G7. Nel pomeriggio continueranno invece gli incontri bilaterali anche con gli esponenti dei paesi africani e domani ci saranno le conclusioni. Ad aprire stamattina i lavori, anzi ad accogliere i suoi ospiti, è stato il padrone di casa Francesco Lollobrigida, che ha offerto una colazione in puro stile siciliano, granita al limone con brioche. Poi c'è stata la classica foto di famiglia, una famiglia allargata, perché dicevamo oltre ai rappresentanti dei paesi del G7 sono presenti anche i paesi dell'Africa, una folta delegazione, e c'erano anche i tanti giovani del forum del G7 che hanno presentato un documento che i ministri hanno valutato, raccontavano e anche preso in esame, in considerazione. Lollobrigida ha ricordato l'origine di Siracusa, fondata 2000 anni fa e che viveva, ha detto, di agricoltura e pesca. Ecco, questa è la sfida di oggi. Siracusa e la Sicilia, ha continuato, hanno dimostrato che si può vivere di agricoltura e pesca se la tradizione viene innestata con l'innovazione. Innovazione, sostenibilità, resilienza sono i punti cardine di queste strategie, insieme alla lotta ai cambiamenti climatici. Qui c'è una temperatura davvero fuori stagione, e poi soprattutto alla gestione delle risorse idriche, che è diventata un'emergenza ormai strutturale, e proprio ne fanno i conti quotidianamente tante aziende presenti sul territorio. A farne le spese soprattutto i produttori di olio. Oggi hanno reso noti i dati che sono davvero preoccupanti, e d'altra parte anche in tanti hanno celebrato i funerali delle aziende agricole. Vediamo dunque il contributo di Francesco Aloi. La siccità continua a far pagare un caro prezzo. Ad essere colpita è anche la produzione di olio, che quest'anno crolla del 32%. Almeno queste sono le stime di Coldiretti, una pro le Ismea. La produzione olivicola possa essere fatta in asciutta come ormai 20 anni fa, ormai è da escludere. L'acqua è un elemento fondamentale che garantisce non solo la salubrità della pianta, ma stabilità nella produzione. E se al sud produrre olio
l'olio diventa più complicato, con i costi finali in lievitazione. Al nord il dato è opposto, si registra un più 75%. Oggi abbiamo presentato le stime produttive, per l'Italia non sarà un anno eccezionale da un punto di vista produttivo, ma può essere un anno eccezionale da un punto di vista di mercato. La Sicilia come sempre fa da apripista alla stagione di raccolta delle olive. Quest'anno l'anticipo è di 20 giorni. Nei campi gli olivicoltori sono già al lavoro. L'olio siciliano, diciamo che chiaramente nei vari concorsi è sempre dimostrato, si può fare la differenza, soprattutto in un momento dove la grande distribuzione ha la voglia di comprimere i prezzi. E mentre i grandi della terra sono in riunione al Castello Magnace, all'ingresso di Ortigia c'è anche una manifestazione, una bara per le aziende italiane che stanno chiudendo ed un sanitario con i prodotti di importazione. Loro hanno protestato così. Voi oggi state manifestando con uno slogan: fuori dal G7, perché? Ma fuori dal G7 perché? Perché al G7 si parla di business e di importazione. Noi siamo qua per difendere il Made in Italy. E i lavoratori, gli agricoltori, i pescatori, diciamo, della nostra amata terra, dell'Italia. Sul tavolo dei ministri del G7, accanto al documento presentato dal Forum Giovani di cui parlavamo, c'è anche il documento del Forum Africa. I rappresentanti dei paesi africani hanno ricordato che il 30% degli abitanti di questo continente sono al di sotto della soglia della povertà. Il ministro Lollobrigida ha ribadito l'obiettivo fame zero per i prossimi anni. Stasera momento di cultura con uno spettacolo al Teatro Greco di Siracusa ispirato alle 4 stagioni. Ci sarà anche il ministro della cultura Alessandro Giulia. A voi la linea. Grazie a Lorena Dolci, naturalmente noi continueremo a seguire il G7. Arrivano 100 milioni per contrastare il disastro derivante dalla crisi idrica in agricoltura. A dichiararlo il neo assessore regionale Barbagallo, annunciandolo proprio nella giornata di ieri del G7. Ma sentiamo il dettaglio nel servizio di Manlio Viola. La Regione siciliana metterà a disposizione 100 milioni di euro attraverso un bando per consentire agli imprenditori agricoli di realizzare pozzi, laghetti artificiali e mini dissalatori. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo. Tutto passerà attraverso canali ufficiali. È un primo intervento immediato che come governo porteremo avanti come assessorato, che è quello di di emanare tra pochi giorni, tra una decina di giorni, un bando a favore delle aziende agricole che metterà a disposizione 100 milioni di euro per fare laghetti collinari, per fare laghetti aziendali, per fare pozzi, per fare impianti. Ma per contrastare la crisi idrica in agricoltura ci sono anche altri interventi. Si tratta di 250 milioni per opere in corso di appalto e fra questi 50 milioni per le reti irrigue. Ci sono poi grandi opere a medio termine che valgono 1 miliardo e 250 milioni, 800 milioni dei quali dedicati soltanto all'irrigazione. Parallelamente la Regione procede alla riforma dei consorzi di bonifica che prevederà, annuncia l'assessore, una razionalizzazione della governance che metterà in condizione gli imprenditori di avere maggiore libertà nella gestione. E adesso andiamo alla cronaca, vi mostreremo delle immagini davvero piuttosto crude. Non ottiene i soldi richiesti e allora questo uomo, questo pregiudicato, getta del liquido infiammabile addosso appunto a chi a giudizio avrebbe dovuto dargli questi soldi, ma il liquido finisce addosso a un collega operaio che stava tentando di separarli. Adesso è in prognosi riservata il servizio. Getta del liquido infiammabile addosso a un uomo e appicca il fuoco. Incastrato dalle immagini delle telecamere, viene arrestato dalla polizia e condotto in carcere a Ragusa. La tragedia si è consumata nella zona di Marina di Acata, in contrada Macconi, in un'azienda per la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Un uomo di 52 anni, pregiudicato e attualmente affidato in prova ai servizi sociali nella zona di Gela, si è presentato in azienda per esigere dei soldi dal titolare. Non ottenuti, è andato via invendo violentemente. Tornato poco dopo con 2 bottiglie di liquido
liquido infiammabile in mano, voleva appiccare il fuoco all'interno dell'azienda. Monoperaio 35enne lo ha affrontato per cercare di impedirglielo. Alla fine la benzina è stata gettata sul corpo del ragazzo, il quale è stato soccorso e trasportato in ospedale a Catania. Ricoverato al centro grandi ustioni del Cannizzaro, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. Gli agenti del commissariato di Vittoria, diretti dal vicequestore Giovanni Arcidiacono, gli stessi che hanno arrestato il colpevole della strage familiare a Vittoria in cui persero la vita madre e figlia tunisini, lo hanno intercettato mentre cercava di fuggire e lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio. E adesso un'altra storia davvero incredibile. A Catania una giovane donna di 26 anni si trova al momento in gravi condizioni con ustioni sul 20% del corpo. Al culmine di una lite in strada con un'altra donna, la donna le ha dato fuoco con del liquido infiammabile. La vittima è ricoverata con ustioni a volto, collo, braccia e torace. Emanuela Corsi. Le getta addosso la benzina e poi le dà fuoco. Vittima della brutale aggressione da parte di una donna, una giovane di 26 anni. Siamo nel cuore del centro storico di Catania, nei pressi della fiera. Sono le 18 del pomeriggio, quando un gruppo di persone, uomini e donne, si reca davanti al palazzo di una famiglia con cui, secondo le prime ricostruzioni, era pendente un contenzioso scaturito da una lite telefonica tra minorenni. Quello che sembrava un incontro chiarificatore si sarebbe però trasformato in una spedizione punitiva. Il gruppo ha invitato la famiglia a scendere per strada. Tra le persone che erano in casa c'era anche la ragazza. Al culmine della lite una donna ha preso la benzina, l'ha gettata addosso alla 26enne e poi ha appiccato il fuoco. Non è escluso quindi che il gesto possa essere stato premeditato per il possesso del liquido infiammabile. Sul posto sono subito arrivati gli agenti delle volanti e un'ambulanza del 118 che ha portato la 26enne prima al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro, poi al Cannizzaro, dove si trova ricoverata in terapia intensiva. La giovane, che ha riportato ustioni sul 20% del corpo, in particolare su volto, collo, braccia e torace, è considerata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini della squadra mobile della questura, che sta cercando di accertare anche quando e chi ha comprato la benzina. Uno spacciatore di 62 anni che consegna dosi di droga sull'uscio di casa. Siamo nello storico rione San Cristoforo. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania. I militari dell'Arma sono riusciti a entrare nella casa dopo la consegna dell'ordinazione e nel marsupio dell'uomo hanno trovato 3 pezzi di cocaina in pietra, il più grande del peso di oltre 20 grammi. Durante una perquisizione domiciliare hanno poi trovato materiale usato per confezionare e polverizzare la droga, come una bilancia, delle forbici, un accendino e bustine di plastica. Sequestrate 135 euro, provento dello spaccio. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto in carcere. E adesso ritorniamo a parlare di crisi idrica che mette in ginocchio le città del centro della Sicilia in particolare. Andiamo a Enna, rubinetti a secco da martedì, cittadini esasperati, armati di bidoni per rifornirsi appunto di acqua. E le lamentele arrivano da bar, ristoranti e da una lavanderia. È andato per noi Tonino De Mana. Una volta in questo luogo si venivano a lavare panni, adesso nel 2024, quasi il 25, qui a Enna vediamo a riempire l'acqua con fusti, bidoni e quant'altro. In questo lavatoio di Enna il tempo sembra essersi fermato. A differenza delle abitazioni, qui l'acqua scorre e non è mai mancata. Manca invece e da giorni nelle case, nei negozi, nei bar e nei ristoranti, costringendo cittadini ed esercenti a continui viaggi per rifornirsi d'acqua. Armati di bidoni e santa pazienza li incontriamo in Piazza Europa, dove è stata dislocata un'autobotte del Corpo Forestale, capacità 4.000 litri. 20, totale? 105. 105 litri, sì. Serviranno per garantirsi l'acqua per quanto tempo? Un giorno. Ad Enna Alta, dove l'acqua non arriva da martedì, la tensione è palpabile. È difficilissimo perché non tanto tenere i servizi chiusi, perché si fanno anche brutte figure con i clienti e duole il cuore mandare i clienti e dirgli che non si può dare un servizio. Sono ansiosa, sono nervosa, ho una lavanderia, non posso più lavorare, se continuiamo così posso chiudere. L'acqua manca da 6 giorni, oggi sta arrivando fino a fine. Io ho un ristorante, ma viene molto difficile a lavorare perché rischiamo di chiudere. La siccità ha svuotato l'Ancipa, ma la crisi idrica ha radici profonde.
Adesso si sta provvedendo a scavare nuovi pozzi, ma sono infrastrutture che già c'erano e che colpevolmente sono state abbandonate, quindi non se ne è curata la manutenzione. E le autobotti chiaramente devono essere incrementate nel tempo in cui entreranno in funzione queste nuove fonti alternative di captazione. Non le manda a dire l'avvocato Cortese, che ha presentato un esposto per interruzione di pubblico servizio. La siccità influisce, ma solo perché non si è pensato in tempo, e tra l'altro si prevedeva come sarebbe stata quest'estate, e non si è pensato in tempo a trovare dei percorsi alternativi alla diga dell'Ancipa, che nel tempo e nella storia non ha mai fornito in realtà l'acqua d'Enna. Noi la prendevamo dai pozzi che abbiamo vicino e quindi devono essere riattivati. Da chi non lo so. L'unica soluzione o speranza rimane la pioggia. E adesso andiamo a Caltanissetta, anche lì la situazione è insostenibile, i cittadini sono in piazza sotto il comune per ore, sono stati sotto il comune per ore, sono ancora lì per una protesta partita dalle mamme dei ragazzi che devono andare a scuola, ma sicuramente è una protesta sposata da parti del Consiglio Comunale, mentre l'ex sindaco Gambino attacca frontalmente il ministro Musumeci. Sentiamo perché nel servizio di Manlio Viola. Caltanissetta è allo stremo. Esistono aree della città dove l'acqua arriva ogni 7 o addirittura 10 giorni, ma c'è anche una porzione di territorio dove l'acqua non arriva affatto. Per questo sotto il comune nisseno da questa mattina è in corso una protesta. L'ex sindaco Roberto Gambino non ci sta e attacca la regione prendendosela prima di tutto con l'ex presidente e attuale ministro Nello Musumeci. Musumeci dice delle falsità, lui per 5 anni ha fatto il presidente della regione, dice di aver fatto progettare la diga Blufi, ma lo studio di fattibilità è in corso in questo momento, quindi evidentemente siamo un po' indietro, per cui noi protestiamo perché soprattutto sul sistema Blufi. Il sistema Blufi è un sistema che ha un potabilizzatore, un acquedotto che arriva fino a Caltanissetta ma non ha la diga. Dov'è la diga? In piazza ci sono cittadini, ma alla protesta si è unito anche il parroco, padre Pietro Orrigi, una scelta che dà il polso della situazione di disagio diffuso. La protesta è partita dalle mamme e allora qua l'esigenza è di avere l'acqua nei rubinetti. Io tempo fa andai in una trasmissione e raccontai che c'era l'acqua a giorni alterni, adesso l'abbiamo ogni 7-8 giorni. Ci sono zone di Caltanissetta in cui manca da più di 100 giorni. Sulla crisi c'è un consiglio comunale aperto ai cittadini, riunito per raccogliere le proteste e le tante storie di disagio non più sostenibile. L'ex sindaco Gambino, ancora lui, non risparmia neanche l'attuale governo della regione. Noi abbiamo un consiglio comunale aperto dove abbiamo invitato il presidente della regione e l'assessore Di Mario e non si sono degnati della loro presenza. 100 giorni senza acqua in alcune aree è forse il record negativo in assoluto, non solo in questa, ma in tutte le storiche crisi idriche siciliane moderne. Adesso c'è una pausa, torniamo tra poco, vi mostreremo i medici della cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina in missione in Zambia. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, missione in Zambia per i medici del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, missione fortemente richiesta al nostro paese dal Ministero della Salute africano, una trentina gli interventi previsti su piccoli pazienti. Francesco Triolo. Il grande cuore dei medici del centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina arriva in Zambia. L'equipe diretta dal primario Sasha Gati, con medici ed infermieri, si trova da qualche giorno nel paese africano dove sta effettuando interventi di cardiochirurgia pediatrica presso il National Hospital Heart della capitale Lusaka. In mattinata la delegazione del CCPM di Taormina è stata accolta dall'ambasciatore d'Italia in Zambia e Malawi, Enrico De Agostini, che ha sottolineato il grande cuore dell'Italia. È molto bello, questa iniziativa di volontariato è molto bella ed è il migliore biglietto da visita anche per l'Italia in Zambia. La missione è stata fortemente voluta dal Ministero della Salute dello Zambia, diretto dal ministro Elisha Muchima, e nasce dalla collaborazione con la Onlus israeliana Save a Child's Heart, con sede a Tel Aviv, l'associazione che da anni garantisce la formazione al personale sanitario zambiano attraverso la Congenital Heart Academy, una trentina gli interventi di chirurgia previsti sui piccoli pazienti e per la prima volta in Zambia
Verranno effettuate anche procedure di correzione di cardiopatia congenita. L'obiettivo della missione è quello di operare almeno 30 pazienti e di screenarne almeno 50. Questo perché siamo pronti per ritornare qui a Lusaka e continuare la nostra missione, che si occupa sia di educazione del personale sanitario che naturalmente delle operazioni al cuore dei piccoli pazienti. L'equipe italiana resterà in Africa per una settimana e la missione è supportata anche da 5 medici provenienti dalla vicina Tanzania, personale formato in Israele. A Catania al via la quinta edizione di Catania Book Festival. I giovani sembra siano, come dire, più interessati alla lettura. Abbiamo sentito oggi a Buongiorno Sicilia proprio l'ideatore della manifestazione, Simone Dei Pieri. Sentiamo. I dati però ci raccontano un'altra storia, cioè che i giovani, soprattutto gli under 25, leggono tantissimo, leggono molto più degli adulti, leggono molto più dei loro coetanei di un paio di generazioni fa, quindi è un trend in crescita quello del libro come strumento editoriale, come mezzo editoriale. E poi ci sono le storie che raccontano i libri, gli orizzonti che aprono i libri, quindi insomma lo strumento di diffusione della cultura per eccellenza è il libro, lo sappiamo, e siamo riusciti a far attecchire il seme di questo Catania Book Festival. Oggi, dopo 5 edizioni, possiamo dire che sicuramente abbiamo fatto un percorso che ovviamente non è finito, c'è tantissimo da raccontare, ogni anno il festival è soltanto uno, quindi cerchiamo di mettere insieme tutto. Adesso siamo un po' più grandicelli rispetto a quando abbiamo iniziato e siamo sicuri che questa scommessa, di aver fatto una bella scommessa, e la città ci sta accogliendo bene, ci ha accolto bene, siamo cresciuti tutti quanti qui, siamo nati qui, abbiamo studiato qui, quindi portare in questa città così bella un festival così è sicuramente uno dei nostri piccoli traguardi anche personali, diciamoci la verità. Restiamo a Catania in giro con auto storiche per un itinerario di oltre 1000 chilometri alla scoperta dei luoghi più esclusivi della Sicilia. Parliamo della 26esima edizione del Ride dell'Etna, appuntamento immancabile dedicato agli amanti della bellezza. Desiree Ferlito. Si scaldano i motori per la 26esima edizione del Ride dell'Etna, i luoghi più belli e meno conosciuti della Sicilia a bordo di autovetture che sono dei veri gioielli storici. Bellissime, veramente quest'anno abbiamo alla partenza delle auto particolarmente rare. Cito solo una Lamborghini Miura, una Porsche Carrera 6 e tante altre. È veramente un plateau veramente degno di essere visto, quindi aspettiamo tutti gli appassionati. Il raduno internazionale si terrà dal 29 settembre al 5 ottobre e prevederà un itinerario a tappa di 900 km alla scoperta di località iconiche. Un itinerario nuovo che prevede il passaggio da Palermo, Sciacca, Agrigento, Pergusa, Siracusa e poi finalmente la tappa finale che raggiungerà Catania. Tra una tappa e l'altra i partecipanti saranno ospiti in splendidi palazzi nobiliari, dando così loro l'opportunità di coniugare cultura, sana competizione ed enogastronomia siciliana. Rivolta a veri amatori del settore. Che vengono da Brasile, Argentina, Colombia, solo dagli Stati Uniti abbiamo 60 persone, 30 equipaggi e poi da tutta l'Europa, a Giappone, vengono apposta dal Giappone solo per noi. Il Ride dell'Etna riesce a coniugare edizione dopo edizione, bellezza e turismo. Il fascino delle auto d'epoca avvolge la nostra isola in un connubio perfetto. Opportunità anche che diamo a Catania e ai nostri concittadini di poter, ammirare queste bellezze che circoleranno nei prossimi giorni, il 5 ottobre. Adesso ci fermiamo ancora, una pausa, poi il calcio, cominceremo con il Palermo che è fuori dalla Coppa Italia dopo la sconfitta a Napoli. Studio il calcio con il Palermo fuori dalla Coppa Italia, sonora la sconfitta a Napoli, il servizio. Perde male, 5-0, avvio di ripresa che al 58esimo vede il Palermo perdere Vasic per espulsione diretta, Napoli che continua ad attaccare e si diverte, Ceccaroni ci mette del suo. Uscire dalla Coppa Italia così, giocare tutto il secondo tempo in 10, fortunatamente lo abbiamo finito senza
senza problemi fisici, perché non era scontato, i ragazzi hanno dato tutto, purtroppo negli episodi non siamo stati fortunati perché siamo andati in doppio svantaggio magari con qualche situazione un po' che ci ha penalizzata, al tempo stesso magari in campo negli episodi non siamo stati neanche nelle scelte arbitrali magari tanto fortunati, però dobbiamo accettarlo. In campionato rosanero che torneranno in campo lunedì a Bolzano contro il Sud Tirol. Adesso il Catania in cerca di riscatto prepara la sua gara, la seconda consecutiva in casa, questa volta contro la capolista Monopoli. La lista si allunga ed è uno di quegli elenchi che gli allenatori odiano, quello degli infortunati, perché alla già nutrita schiera di indisponibili composta da Beders, Gherardi, De Rossi, Di Tacchi e Popovic si è aggiunto anche Sturaro. La diagnosi non è ancora arrivata, sono in corso gli esami strumentali, ma già mercoledì notte Toscano si era detto preoccupato. Va a farsi benedire quindi quella coppia di centrocampo con Di Tacchio che rappresenta un lusso per la categoria. Assenze che complicano una situazione già di per sé non facile e che arrivano alla vigilia del secondo impegno consecutivo fra le mura del Massimino. Domenica sera infatti sarà sfida a quella che oggi è la capolista del girone, il Monopoli, che sta sorprendendo tutti e ieri ha battuto il Benevento scavalcandolo. Vincere significherebbe dare soprattutto un messaggio al campionato. Chi ha lanciato il suo di messaggio è stato il Trapani. La vittoria di Potenza ha fatto rumore soprattutto per l'entità del risultato, anche se adesso la squadra di Aronica deve dare continuità di risultati e la partita di domenica al Provinciale contro la Turris può essere l'occasione giusta. Una gara sulla carta in salita è quella del Messina che andrà a giocare a Picerno contro la seconda forza del campionato, uscita indenne dalla trasferta contro la Juventus Next Gen. Il pari di Latina però ha dato fiducia ai giallorossi, adesso occorre alimentarla. Difficile recuperare Salvo, per lui diverse fratture al naso dopo lo scontro che lo ha costretto ad uscire contro il Latina. Approfondimenti su tutte le tematiche del calcio siciliano, quello che avete in pratica sentito verrà approfondito all'interno di Preview fra poco con Marco Carli alla conduzione. Vi ricordo che ospite di questa trasmissione oggi sarà l'ex rossazzurro Michele Fini. Vi lascio appunto al collega Marco Carli e vi ricordo che Sicilia 24 tornerà alle 19.